finalmente ha il suo soccorso. Beh, direi che la dimostrazione è che noi alle parole poi facciamo corrispondere i fatti. Quelli che descrivevano la Venezia della sanità dimenticata dovranno ricredersi sempre di più, e il dottor Dalben sta facendo un ottimo lavoro. Prova ne sia che oggi inauguriamo la prima piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso, il che vuol dire che Venezia, città internazionale vista da tutto il mondo, può dire abbiamo anche l'elisoccorso. Anche perché si parlava di una sanità, insomma, a Venezia, quella un po' più limitata dalle schede sanitarie. Ma questo non è vero, guardi, se fosse così non faremmo questi investimenti, non faremmo nuovi ospedali e non compreremmo nuove macchine. La verità è che io penso che Venezia debba avere ospedali ad altissimo livello, anche perché noi non dobbiamo mai sbagliare, ma sbagliare a Venezia significa avere una vetrina di diffamazione a livello internazionale e noi non ce lo possiamo permettere. Io devo chiedere una cosa che ha già dichiarato all'inaugurazione del TAR sul decreto Salva Roma. Lei ha fatto una dichiarazione molto forte, Marino, diceva occupiamo la città, ci riprendiamo la città se non ci danno i soldi, visto che anche noi abbiamo il decreto Salva Venezia. Ma guardi, Marino ha anche detto che non sono soldi degli italiani ma sono soldi dei romani, quindi restituiscono i soldi ai romani. Io sono d'accordo con Marino su questo fronte, ognuno i suoi soldi, questa è la vera autonomia e il vero federalismo, e poi chi lavora di più, chi produce di più avrà di più, ovvio, no, questo. E c'è anche da dire che non mi sembrano argomentazioni quelle di dire salterà la santificazione dei due papi, insomma, va bene che la disperazione fa brutti effetti, però dico anche che noi non possiamo permettere che si diano ancora 450 milioni di euro a una comunità, a un ente a causa della mala gestione. Vogliamo prima vedere cosa è accaduto e soprattutto dare risorse a chi ne ha bisogno in questa fase. È vero anche che si parla di mala gestione per Venezia, per il comune di Venezia. Beh, guardi, le partite della mala gestio sulle quali io non intervengo perché non le conosco fino in fondo, non faccio parte di quelli che parlano a vanvera, nel senso che non conosco la storia di Venezia, dico semplicemente che oggi stiamo discutendo del Salva Roma e a mio avviso non si devono dare risorse.